Bugadughetti, Elio e le studentesse, parodie baccalacche, però aggiunto 4 giorni fa da Trarco Meglio 1, visualizzazioni 804.335. Vedi che sta a dire? Che dice? Dannatemi io mentecatto, i portavomiti doc, dice o assumetevene le responsabilità. Troppo comodo fare il bunga bunga anti-premier e lo struscia pro premier. Dice 2 volte premiati. E poi dice, vedi, ma che sta a dire? Dice, ma Giorgio Napolitano, dice, è sempre in letargo. Svegliatelo, ricordategli che io, Presidente della Repubblica Italiana, ha una moglie, si chiama Clio, e allora, dice la Clio, è First Lady d'Italia. Non è, dice, una vecchia rimbambita mantenuta. Dice, ma che cazzo ci stanno a fare? Avranno mica scambiato il Quirinale per casa di riposo? C'è il solito mentecatto, come diceva. Dice, quel mentecatto di Genk 32 disturba, è un molestatore, dice, non si attiene al regolamento, sarebbe bene bannarlo. La libertà fino a un certo punto, la libertà, dice, finisce dove comincia quella degli altri, ha ragione. E poi dice ancora, vedi che sta a dire? Dice, è il 4 maggio del 2004, dice, il premier, la piaga, come si chiama? Italia mormorò, dice, a morte lo straniero. Ecco, dice, nel giorno dei morti, dice, lo straniero è risorto. Con quella faccia da straniero era soltanto un uomo nero, mica di latte come la Ruby. Con quella faccia da straniero era soltanto un uomo nero, mica di latte. Giorgio Mustacchi diceva però con altre parole, la cantava, ma così dice, con la faccia da straniero, è vero, vecchia aveva la faccia, non era una bellissima canzone però, vabbè, lasciamo perdere, dice, e poi dice, non era nemmeno parente di Mubarak, dice, e poi non era nemmeno parente di Mubarak, dice, allora che le facciamo? Ammazziamolo, no? Lo straniero, dice, vedi che sta a dire? Dice, lo straniero era italiano, dice, a casa sua, e quindi a morte lo straniero. Sì, è tutto all'incontrario, no? Siamo in Italia e adesso, dice, a casa dello straniero, benedetti dal premier d'Italia. Beh, mica solo dal premier, si dice, comunque da tutti, dall'Italia completa, benedetti, vabbè, ha detto così, benedetti dal premier d'Italia, ci sono i premiati italiani da 7 anni, dice, e non le nuovi, dice, ma ad Arcore, Antigua, eccetera, a Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama, eccetera, dice, distanze, buchi, non ce ne sono. E pensare che solo a Milano ci sono migliaia di case sfitte. Ma il Duomo è così grande, ci sono tante chiese, ma devono stare lì, in quel buco, nel buco dello straniero. Ma, dice, a parte gli scherzi, dice, non sono scherzi, 1 milione al giorno a partire dal 4 maggio 2004 per il Larenteggio 30, 1 milione al giorno per il Giambellino 56, 1 milione al giorno per il sito web barbaramente assassinato in quello del 2 giugno 2006 o 2007, 1 milione al giorno, eccetera. Dice, io resto dopo. Ecco, saltiamo il mentecatto, poi vedi che sta di
Dice, e questi parlano, il centrodestra, il centrosinistra, i comunisti, i fascisti, i pro, i contro, i fans, gli antifans, i pro-toga, gli antitoga, le elezioni, le urne, sa tutti canaglie, ha detto. Saltiamo il mendicato di che sta di, dice, tutti i santi, ancora mezz'ora e i camposanti chiudono. Un pensiero, una prece, un nomino, un fiore a tutti i nostri adoratissimi trovatelli d'Italia. Santissimo Robledo Alfredo, beato vergine e martire, ora pro nobis. Santissimo Indolfi Vincenzo, beato vergine e martire, ora pro nobis. Santissima Firacchione Rossana, beata vergine e martire, ora pro nobis. Santissima Moratti Letizia, beata vergine e martire, ora pro nobis. Santissima Portinaia coi coglioni, beata vergine e martire, ora pro nobis. Il mentecato saltiamo. Santissima Alessandra Minetti, beata vergine e martire, ora pro nobis. Santissima PM di turno Fiorillo, beata vergine e martire, ora pro nobis. Santissimo Berlusconi Silvio, beato vergine e martire, ora pro nobis. Santissima Veronica Lario, beata vergine e martire, ora pro nobis, eccetera. Santissimo Studio Rezzani SRL, beato vergine e martire, ora pro nobis. Santissimo Elio Storia Mosce, beato vergine e martire, ora pro nobis. Santissima Serena Dandini, beata vergine e martire, ora pro nobis. Santissima Serena Baccolini, pure questo, PM, vabbè, Santissima PM Serena Baccolini, beata vergine e martire, ora pro nobis. Dice magistrata, PM, non so, dice GUP, GIP, quello che è, tipo la Laura Tragni, tipo la Lucia Elena Formica, vedi, il Tarantolo è il presidente, allora Tragni, Formica, Baccolini, Tarantola, ecco, sì, vabbè. Dice, su Rubi, vabbè, ora pro nobis, ma sono tanti, i trovatelli d'Italia sono tanti, va bene, diciamo qualcuno, no? Vabbè, poi, che sta a dire? Che dice? Su Rubi, dice, indega la Boccassini, nel 27938/04, prima e poi c'è? È una domanda. Dice, la domanda è per la Pomodoro Livia, presidenta di quel tabernacolo che si ostinano a chiamare Tribunale di Milano. Mentichetto. Vabbè, chiudiamo qui. Aspetta. Dice, sacra infezione de Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, ora pro nobis. Sacra infezione di Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, ora pro nobis. Vabbè, basta, va bene così. Sacra infezione di Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, ora pro nobis. Non c'è più niente. Non c'è, sì, ci sarà, ma è sotto. Dove andiamo a beccarlo? Vedi che lenza. Poco dopo viene ci fa che rispostina. C'è una rispostina. Un certo Gary 5200. Cosa ha detto? Cosa aveva detto? Aveva detto Gary 5200. Nessuno commenta più. Dice, ma siete sempre a cena? A pranzo? Ma quanto mangiate? Dice, col governo Berlusconi, dice, comunque si mangia. Con quello di Bersani tutti andremo alla Caritas. Magari la Caritas non ci accetta, dice che siamo ricchi. Vabbè, c'è la rispostina. Vedi che sta a dire? C'ha la rispostina, sì. Dice, col governo Berlusconi si mangia. Punto esclamativo. Dice,
bisogna vedere chi mangia. Chi sono i cannibali e chi sono i cannibalizzati? Nomi e cognomi. Dice, e poi dice, stendiamo un velo pietoso su Bersani e sorci, naturalmente. E sorci, naturalmente. Ecco, c'è ancora il mentecato. E che dice il mentecato? La diciamo? Una? Si dice. Ehi! Dice, brutto bastardo! Dice, anticanaglie, brutto bastardo! Dice, mi hai fatto perdere una barca da $200.000. Il contratto con la marmellata Puffin per farmi arrivare su un'isola deserta a passare il resto dei miei giorni con un verme come te. Ma chi cazzo lo conosci? Ma chi? Ah, è un mentecato, no? Sì, si immagina. Dice, non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. Ma con chi cazzo ce l'ha? Ma che cazzo lo conosce? È un mentecato. Sì, come quegli altri, come fatto vedere. E beh, sacra infezione. Ah, poi diceva Gary 5200. Diceva, che diceva? Diceva che piove là. Diceva, Gary 5200, dice, vada a vedere cosa succede qui da noi. Siamo sommersi dall'acqua, siamo vicini all'alluvione del 1966. Dice, parlo del Veneto, sta piovendo da 2 giorni. Vicenza è metà sott'acqua. A dopo. E beh, Bertolaso. Non c'è Bertolaso con le pompe là, il giubbotto, la giacca a vento. Ti sa. C'è uno infatti che dice, tanto poi viene a salvarti Berlusconi, no? Vedi che sta a dire? Dice, sacra infezione di questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Siamo al mezzo diluvio universale. Dice, dice, sacra infezione de questura di Milano, ufficio prevenzione generale. E che è la prevenzione, no? Dice, e dice, siamo al mezzo diluvio universale. Dice, che sta a dire? Dice, sacra infezione de questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Siamo al mezzo diluvio universale. Ma che vuol dire? Se rileggi, dici, cerca di capire. Vedi, ma che sta a dire? Ha detto, dice, sacra infezione de questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Siamo al mezzo diluvio universale. Vabbè, e ha detto così, che ne so io cosa vuol dire. Poi sempre Gary 5200 dice attenti alla Lega, io vivo in Veneto, hanno centinaia, vabbè, ma tanto è sommerso vabbè, io vivo in Veneto, hanno centinaia di migliaia di voti al nord di ex comunisti. Oh mamma mia, la sinistra non piace più, questo pezzo di sinistra, tanto quanto Berlusconi, nemmeno, vabbè, se fosse disseminarsi a rivoluzione, questi la fanno per davvero. Dice, occhio, cari ex compagni. Si parlano fra di loro. Ma non ci sono né compagni né niente, fantastica. Post scriptum, io non sono affatto leghista, desidero chiarirlo. Tutt'altro. Vabbè, ma si parlano fra di loro. Comunque dice, Didi, tu che stai a dire? Dice, è la rivoluzione, chi la guida, il Trota o generale di corpo d'armata, generale in prima
e sempre io Merluzzo padre. La Padania, Italia, vuole annettersi l'Italia. Ha detto, è la rivoluzione che la guida, mio trota, oh generale in prima, e sempre il Merluzzo padre. La Padania, Italia, vuole annettersi l'Italia.